Ben ritrovati dalla redazione. Secondo sabato da bollino nero lungo l'autostrada A4, in particolare per chi viaggia in direzione Trieste. Autostrade Alto Adriatico prevede il transito nella sola giornata di oggi di circa 190.000 veicoli complessivi lungo l'intera rete di propria competenza. Code potrebbero concentrarsi in prossimità degli svincoli in direzione mare nel tratto a due corsie tra San Donà e Portogruaro e all'uscita della barriera Trieste-Lisert, dove è atteso il passaggio di quasi 23.000 mezzi, a cui sono da aggiungersi 16.000 mezzi previsti alla barriera di Villesse e Gorizia, per chi diretto verso la Slovenia e la Croazia opterà per il bypass della A34. Sull'andamento dei transiti potrebbe però incidere il maltempo, come già accaduto nella mattinata di sabato scorso. Almeno 3 persone sono state prese in carico dal personale sanitario dopo essere rimaste coinvolte in 2 incidenti stradali separati dopo le 18 nel territorio dell'ex provincia di Udine. Il primo incidente si è verificato sulla strada regionale 463 a Flaibano. Ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto. Il conducente di quest'ultima, rimasto incarcerato nell'abitacolo dopo lo scontro, è stato estratto dai vigili del fuoco che con cesoie e divaricatori hanno aperto un varco tra le lamiere del veicolo per poi essere affidato alle cure dei sanitari. Il secondo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Pasolini e via Cusignacco a Pradamano intorno alle 18:20. La parte frontale della Peugeot grigia ha impattato sul lato della Toyota blu, piegandone il cerchione anteriore destro e causando lo scoppio di entrambi gli airbag. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno soccorso entrambi i conducenti, poi vigili del fuoco per la fuoriuscita di liquidi dalle 2 vetture. Non si conoscono le condizioni sanitarie di nessuno dei 3 conducenti. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo di indagine sul drammatico incidente di sabato pomeriggio in costiera in cui aveva perso la vita il 58enne triestino Moreno Privilegi. L'uomo, che lavorava in porto come carrellista alla guida dello scooter che aveva fatto improvvisamente inversione ad U e contro il quale si era schiantata una delle 2 moto, una Ducati Monster, che stava sopraggiungendo da dietro. Il motociclista, ancora ricoverato all'ospedale di Cattinara in condizioni critiche, ora indagato per omicidio stradale. Il servizio di trasporto pubblico marittimo è una modalità su cui la Regione punta molto, rivolto a tutti i cittadini nel corso dell'anno. Durante la stagione estiva, a vocazione anche turistica, diventa un servizio essenziale per garantire servizi ai visitatori. Lo ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Almirante alla presentazione delle iniziative estive dei servizi marittimi di TPL FVG gestiti da Trieste Trasporti con le motonavi di Delfino Verde Navigazione. L'esponente dell'esecutivo Fedriga ha spiegato che proprio questa strategicità ad aver fatto scegliere alla Regione nel corso del recente assestamento di bilancio di avvocare a sé il servizio marittimo con la sola esclusione del trasporto lungo tutto il periodo dell'anno, che continuerà a essere gestito da Trieste Trasporti. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi tempo instabile su tutte le zone, con rovesci e temporali alternati a fasi di tempo migliore. Le piogge localmente potranno essere intense e qualche temporale forte. Temperature minime in pianura fra 15 e 18 gradi, sulla costa fra 18 e 20, ovunque le temperature massime fra 23 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.